La quarta domenica di Pasqua tradizionalmente è chiamata Domenica del Buon Pastore, perché sempre dal Vangelo secondo Giovanni ci è proposto un brano in cui Gesù si presenta come il bel pastore. Pastore è un titolo tipicamente divino, vuol dire capo, comandante, colui che prende cura del popolo come un gregge. Gesù attribuisce a sé questa qualità tipicamente divina. Il brano che ci è proposto quest'anno dal quarto Vangelo è breve. Alla fine del capitolo 10 Gesù riprende un tema già sviluppato e sottolinea soprattutto l'aspetto dell'ascolto. Coloro che sono mie pecore, dice Gesù, ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Conoscere nel linguaggio biblico vuol dire relazione di affetto, di amore. Il fatto che Gesù conosca le sue pecore implica che ha dato la vita per loro e vuole comunicare la vita eterna, cioè la pienezza di vita. Chi accetta questo dono di vita da parte del Cristo risorto ascolta la sua voce e lo segue e può stare tranquillo perché è nelle mani del Padre. Nessuno potrà strapparli dalla sua mano. La prima lettura, come sempre, nel tempo di Pasqua, tratta dagli Atti degli Apostoli, ci narra un episodio della prima missione di Paolo e Barnaba, un'opera di pastori. Loro sono pecore che hanno ascoltato la voce di Gesù e lo hanno seguito e hanno svolto il compito di pastori come a suo tempo ha fatto Gesù. Paolo e Barnaba partirono da Antiochia di Siria, una grande città dove si era formata una prima comunità di cristiani non solo giudei, ma provenienti anche dal mondo greco. E quella bella esperienza di fede della comunità di Antiochia venne ripetuta. Quel gruppo di cristiani progettò, noi potremmo dire, un esperimento missionario. Provarono a mandare Paolo e Barnaba in altre città, in altre regioni del mondo greco antico, per vedere se effettivamente la predicazione cristiana poteva interessare e se altri stranieri, cioè non ebrei, avrebbero accettato il Vangelo di Cristo. E così iniziò il primo viaggio missionario raccontato dettagliatamente da Luca nei capitoli 13 e 14 degli Atti. Il brano che ci è proposto dalla liturgia mostra una delle tappe importanti di questo viaggio. Ad Antiochia, ma di Pisidia, siamo nel centro dell'attuale Turchia, lontanissimi dall'Antiochia di Siria, da dove erano partiti. In una sinagoga cominciano a predicare, commentando le letture bibliche di quel sabato. E naturalmente annunciano il compimento delle scritture con l'opera del Messia Gesù. Gli ebrei presenti in sinagoga restano molto colpiti da quella predicazione. Il sabato seguente vanno in sinagoga molte più persone di quelle abituali.
perché si è sparsa la voce dell'arrivo di questi due predicatori che annunciano delle novità. I capi della sinagoga, per gelosia, contestano Paolo e Barnaba, si oppongono alla loro predicazione e nasce una contrapposizione. Paolo e Barnaba vengono allontanati dalla sinagoga, ma molti li seguono. Non solo, ma in quella occasione aprono la prospettiva a tutti gli altri. I non giudei con entusiasmo accolgono la predicazione dei pastori Paolo e Barnaba e diventano cristiani e nasce una nuova comunità. Il Salmo 99 è un tipico inno che celebra il Signore che regna e in forza del paragone il Signore guida noi che siamo suo popolo, gregge del suo pascolo, è stato scelto per la Domenica del Buon Pastore. Noi siamo il suo popolo. Domenica scorsa pregavamo con un io ecclesiale. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. È Cristo che lo dice, è la Chiesa che lo ripete. Oggi preghiamo nello stesso modo, ma con un noi ecclesiale. Noi siamo il suo popolo. Noi siamo il gregge che Cristo risorto conduce. La seconda lettura in quest'anno liturgico è tratta dall'Apocalisse ed è stato scelto un brano dal capitolo 7 dove ci è proposta una immagine paradossale. L'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore. È stato scelto questo testo perché allude al pastore e quindi rientra nel tema di questa giornata. Paradossale è il fatto che l'agnello sia il pastore. Capitolo 7 è il vertice del settenario dei sigilli. Il rotolo con 7 sigilli che nessuno può aprire viene aperto dall'agnello, l'unico capace di rivelare il progetto di Dio. All'apertura di ogni sigillo Giovanni presenta delle scene che rappresentano la storia della salvezza, le forze che dominano il mondo nel bene e nel male, le preghiere dei santi e poi nel sesto sigillo il quadro grandioso della formazione del popolo che appartiene al Signore, coloro che hanno il sigillo di appartenenza. È lo stesso testo che ogni anno viene proposto nella solennità di tutti i santi, quando cioè ci viene proposto il cielo aperto e l'assemblea dei redenti vestiti di bianco con le palme nelle mani. L'anziano chiede: chi sono? Giovanni riconosce di non saperlo, vuole spiegazioni e i santi vengono presentati come coloro che hanno lavato le loro vesti rendendole bianche nel sangue dell'agnello. Sono i battezzati che hanno fatto la comunione con il sangue di Cristo e quel sangue rende bianca la veste. Comprendete facilmente l'immagine. È un paradosso cromatico. Il sangue di Cristo, cioè il suo amore che ha dato la vita, trasforma la veste, cioè rende la nostra persona candida, ci fa partecipare della vita stessa di Dio. E così l'autore dell'Apocalisse presenta la situazione nuova dei redenti e presenta la condizione dell'agnello come il pastore. Notate un particolare: l'agnello che sta in mezzo al trono. Cosa vuol dire? Sul trono è seduto Dio Padre.
come fa l'agnello a stare in mezzo al trono? È un'allusione alla stretta unione fra il padre e il figlio. Ma se il trono è il simbolo del potere, del governo, dire che l'agnello sta in mezzo al trono significa riconoscerlo come il cuore del governo di Dio. Il criterio fondamentale con cui Dio governa il mondo è l'agnello, lo stile dell'agnello sacrificato, sgozzato ma in piedi. È colui che guida il gregge. Il pastore è l'agnello, il piccolo, il debole, la vittima, ma è lui il pastore. Le autentiche pecore, i discepoli fedeli, seguono lo stile dell'agnello. Loro sono guidati alle fonti delle acque della vita. Se ascoltiamo la voce del pastore, che è l'agnello, e lo seguiamo, Dio asciuga ogni lacrima dai nostri occhi.